Ultimo testimone eccellente al processo in corso in aula Bunker a Mestre a carico dell'organizzazione che fa capo a Roberto Donadio, accusato di essere affiliata alla cosca campana dei Casalesi. A rispondere alle domande degli avvocati, il presidente della Veneto Luca Zaia, che ha spiegato alla Corte perché la regione si è costituita parte civile. Durante l'esposizione c'è stato anche un battibecco tra il PM Roberto Terzi e gli avvocati di Donadio, padre e figlio ritenuti boss di Raclea, che non riteneva appropriate le domande rivolte al governatore. Dalla prossima udienza le arringhe, prima dell'estate la sentenza. La linea difensiva degli imputati scarcerati per decorrenza dei termini cautelari punta al non riconoscimento dei reati di associazione mafiosa. È andata che ho fatto il mio dovere, la regione si costituisce in questi casi come parte civile, lo abbiamo fatto anche in questo caso e sono venuto a deporre come prevede la legge, come dovrebbe fare qualsiasi cittadino. Ecco, in aula le è stato chiesto il perché la regione si è costituita parte civile, perché? Ma potrei riassumere con la risposta all'ultima domanda che mi è stata fatta. Prima eravamo convinti di essere, quantomeno avevamo forse la presunzione di essere indenni da questi fatti, oggi non abbiamo più questa condizione, c'è la certezza che abbiamo fatti di infiltrazioni malavitose, mafiose anche nel tessuto del Veneto ed è giusto evidenziare questo. Quindi c'è un obbligo civile a partecipare, a fare luce su eventuali fenomeni? Beh, consideri che la Regione potrebbe anche, nonostante la legge, non costituirsi parte civile. La legge lo prevede e penso che sia un obbligo da parte di noi cittadini, non solo di costituirsi, ma anche di denunciare nel momento in cui vediamo che qualcosa non va.